Ci troviamo di fronte a delle grandi bugie. La prima bugia è stata quella di dire che la pista da bob c'era già, che si sarebbe riutilizzata la pista vecchia. Dopo, a poco abbiamo scoperto invece che la pista vecchia verrà smantellata e ne verrà costruita una completamente nuova. Quale imprenditore veneto farebbe un investimento a perdere? È questa la domanda che ci facciamo in Consiglio regionale, dopo la proposta della Giunta Zaia di andare a distruggere e rifare da capo la pista da bob per le Olimpiadi 2026. I costi però sono quelli che ci preoccupano, perché sono 61 milioni di euro per ricostruire da capo la pista, più una perdita annuale di almeno 400 mila euro. Ma quali sono le criticità? Sociali, economiche e ambientali? Beh, lo vediamo insieme in questo video. Siamo nel cuore della pista da bob, una pista che in realtà dovrà essere completamente smantellata e rifatta da capo. Ma non è soltanto questo l'impatto e il costo che dovrà affrontare la regione del Veneto. Dovranno anche rivedere completamente il percorso per una questione di sicurezza e facendo perdere probabilmente campo anche alle realtà locali. Che cosa mi puoi raccontare te? Beh, sicuramente la pista viene smantellata e rifatta, possiamo vedere anche noi che di questo non rimarrà nulla. In regione dicono che cercheranno di mantenere il più possibile il tracciato esistente, ma alcune curve vanno riviste e soprattutto l'area d'arrivo dovrà essere ampliato il raggio. Abbiamo visto che lì passa in mezzo ai campi da tennis, è una zona già adibita a altre attività sportive, ci sono il tennis, non solo, c'è anche la palestra di arrampicata comunale e il nuovo parco giochi inaugurato dal comune nell'agosto scorso. In più dovranno anche rivedere gli accessi, per ora c'è una strada con un ponticello a senso unico e non ci sono abbastanza parcheggi. Quindi opere per rendere accessibile tutta la struttura anche a chi verrà a vedere, che dovranno essere completamente rifatte e che non sono incluse nei 61 milioni di costo della pista da bob. L'impatto sulle attività sportive esistenti, perché il tennis rischia di completamente sparire alla luce del fatto che dovranno rifare completamente la curva e l'arrivo e quindi la pista di decelerazione, e addirittura un parco giochi appena inaugurato, quasi completamente la sua sparizione proprio per la realizzazione delle opere così come sono previste da questo primo studio di fattibilità. Il tennis verrà sacrificato, mi sembra impossibile che riescano a mantenere il tennis e a fare tutti questi lavori con le strutture accessorie, appunto la cabina di cronometraggio, i posti per i giornalisti, le tribune, dove le mettiamo? E proprio per la sicurezza anche degli atleti, perché le curve così come realizzate con le velocità di nuovi bob e non quelli quindi storici utilizzati un tempo in questa pista sono sicuramente proibitive, quindi devono essere riviste per questo. Devono essere riviste, questo è previsto anche dal CIO, dalle normative sulle piste bob del CIO, questo è pacifico. Roberta, tu sei rappresentante delle associazioni ambientaliste locali e da subito vi siete mobilitati per dire no a questo tipo di riutilizzo della pista da bob e avete fatto diverse manifestazioni. Che cosa avete raccontato? Sì, abbiamo proposto delle alternative. La cosa più semplice sarebbe utilizzare la pista di Innsbruck, che è una pista in attività, tutti gli anni viene aperta e viene utilizzata per gare, per allenamenti e dista solamente pochi chilometri da qui. Questo eviterebbe di spendere 61 milioni più annessi e connessi, eviterebbe di devastare questo ambiente nel quale la pista vecchia insiste e sarebbe soprattutto in linea con le indicazioni del CIO, che nell'Agenda 2020 vuole che non siano costruiti impianti tipo cattedrali nel deserto e vuole che ci sia sempre un ritorno in tutti gli investimenti che si portano avanti per le Olimpiadi, che ci sia un ritorno sociale ed economico. Quindi perché spendere 61 milioni di euro quando ci sono alternative che potrebbero costare meno della metà e sono addirittura già attive, già utilizzate? Ma accanto alla questione economica c'è un'altra criticità, che è quella dei tempi. Perché nel dossier originario i tempi di realizzazione della pista da bob erano previsti in 40 mesi, mentre nello studio di fattibilità pagato dalla Regione 89.000 euro e creato diciamo un po' a uso e consumo per spingere questa iniziativa a Cortina, si prevede una riduzione drastica dei tempi magicamente a 19 mesi e col rischio quindi di andare a consegnare un'opera proprio con l'acqua alla gola, addirittura magari senza verificare poi tutti i passaggi, senza completare tutte le opere, un po' come è successo recentemente per i mondiali di sci. Hanno perso 2 anni dall'assegnazione
e siamo arrivati al punto di dover chiedere dei commissari per portare avanti questi progetti, evitando tutte quelle che sono le trafile burocratiche di VAS, di VIA. Mi viene da chiedere, è stata forse una strategia questa di rimandare 2 anni? Che motivo c'era di non lavorare a questi progetti nei 2 anni che sì, ci sono state le problematiche del Covid, ma in realtà le cose potevano andare avanti lo stesso. Non è sicuramente questo un modo trasparente e democratico di portare avanti un discorso importante come quello della realizzazione dei Giochi Olimpici e di tutte le opere. Quindi come associazione chiedete il rispetto delle regole, la trasparenza e un investimento che non guardi semplicemente all'obiettivo 2026, ma che guardi oltre la tutela di un patrimonio che in realtà dovrebbe anche essere tutelato proprio perché è riconosciuto UNESCO. E il problema è che la questione economica si ripresenterà dopo le Olimpiadi, perché per fare in modo che il servizio e della pista da bob continui ci sarà una perdita annuale di almeno 400.000 euro, una perdita conteggiata a ribasso, perché non soltanto i costi dell'energia elettrica, la maggiore spesa, sono stati sottodimensionati, ma dall'altra parte sono sovradimensionati invece il numero dei passaggi col taxi bob, l'esperienza fatta dai privati per scendere con un bobbista esperto all'interno della pista. Pensate che se a Innsbruck, la pista attualmente attiva, ogni anno le discese col taxi bob sono 1.300, nello studio di fattibilità della regione vengono pompate a 6.000 all'anno. Praticamente sono 38 discese per ogni giorno di apertura e pensate che ci siano così tante persone disponibili a spendere praticamente 100 euro ogni discesa? In effetti il taxi bob è improbabile che possa avere questi numeri per svariati motivi, ma allora mi chiedo, scusa, chi pagherà questi 400.000 euro di perdite annuali della pista? Le perdite annuali, appunto stimate in almeno 400.000 euro, verranno coperte, secondo lo studio di fattibilità, da una parte con gli affitti fatti pagare alle società che gestiscono gli impianti sportivi esistenti a Cortina e dall'altra parte invece dai fondi dei comuni confinanti, secondo un accordo sottoscritto dalla Regione del Veneto con le province di Bolzano e di Trento. Ma pensate che i cittadini di Cortina e di tutti i comuni confinanti siano davvero disposti a rinunciare a delle risorse che adesso sono utilizzate per la loro sicurezza stradale, per i loro servizi del territorio? In Consiglio regionale ho richiesto che i fondi che immediatamente la Regione del Veneto ha trovato per la pista da bob vengano invece utilizzati per riattivare politiche abitative e sociali per i cittadini della montagna veneta, perché non vengano invece utilizzate per andare a coprire i debiti di grandi opere. Il CIO e il CONI ripensino a questo progetto e ascoltino realmente i cittadini di Cortina, non soltanto alcuni politici.